a tutti e grazie per essere con noi per questa nuova chiacchierata di nuova pedagogia. Oggi c'è Laura. Ciao Laura. Ciao Adele, ciao a tutti. Beh, Laura la conosciamo, l'avete conosciuta anche voi. Abbiamo pensato di invitarla alla Libera Università a tenere un piccolo percorso che sia un po' nelle sue corde. Lei appunto possiamo dire che è una filosofa, ha studiato filosofia, si occupa, insegna all'università come assegnista alla cattedra di estetica a Piacenza, insomma è un drammaturgo, insomma fa tante cose che sono un po', diciamo, anche le attività che facciamo noi con la Libera Università, col teatro, eccetera, eccetera. Quindi ci è sembrato giusto invitarla. E il percorso che farà si chiama proprio Sofia e le sue storie. Perché? Perché diciamo che Laura ci darà, diciamo, ci parlerà, ci farà delle narrazioni su come improntare discorsi filosofici con i bambini. Per cui Laura, io ti lascio la parola, però la prima cosa che ti vorrei chiedere è come nasce questo percorso che ci proponi, nel senso, quali sono le esperienze pregresse che ti hanno portato a farci questa proposta di laboratorio? Allora, partirei da qui, proprio dal titolo. Come è nato il titolo? Perché io mi sono domandata, tu mi chiedesti, ma ti sei mai occupata? Ti piacerebbe fare? E io ne ho sempre sentito parlare, ho letto, ho seguito. Ci sono tanti metodi, avrete sentito Philosophy for Children, tanti modi di fare filosofia per i bambini, con i bambini, e una preposizione già cambia tutto. E allora io sono partita dalle parole perché amo le parole. E cosa vuol dire filosofia? E filosofia vuol dire amico di Sofia. E Sofia non è il sapere, ma è la sapienza, che è già qualcosa di diverso, ma che capiremo poi insieme. E allora sono rimasta su questa amicizia. Quando noi siamo amici, prima parlavamo di amicizia, io e te, Adele, in privato, l'amicizia dice di una diversità insieme di un'affinità. Dice un'intimità, una ricerca, una curiosità e anche un domandare. Noi siamo curiosi con gli amici, vogliamo sapere di più, ma anche una gran capacità di ascoltare, di stare in attesa e di aver cura. E allora mi sono chiesta, o almeno, o meglio, mi sono accorta per l'ennesima volta che i bambini sono naturalmente dei filosofi. La filosofia, lo sappiamo, nasce con lo stupore, con una meraviglia, ma che può anche voler dire non sempre lo stupore porta solo e soltanto piacere, spesso è qualcosa che ci scuote, anche un terrore, un conto che non torna, un dislivello. E da lì nasce una domanda, che è il motore della filosofia. E poi un immaginare dei percorsi, cominciare ad argomentare, ad analizzare. E poi il suo rilancio continuo è condividere, mettere in dialogo, raffinare. Beh, i bambini tutto questo e soprattutto la parte iniziale la fanno proprio di default. Siamo noi adulti che spesso e volentieri non sappiamo rispondere alle loro domande e quindi facciamo o calare il silenzio o le giudichiamo ritenendole banali, stupidi, sciocche. Ma cosa chiedi? Ma chi lo sa? Ma chi se ne frega? Tutto questo va a schiacciare il motore, la curiosità, lo spirito dell'apprendimento. Quindi, in verità, Adele, questo mini percorso è per noi, per gli adulti, semplicemente per essere sempre più capaci di essere a fianco ai bambini nel loro percorso e poterli stimolare, accompagnare. Quindi, in verità, quello che io proprio ho pensato è di provare a riaccendere in noi delle domande, degli stupori e certamente a partire dai grandi filosofi raccontare storie, ovvero per me fondamentalmente ogni filosofo ha raccontato molto bene una storia o più storie. Platone, ad esempio, come dice uno dei miei maestri, quale Platone? Platone sono tanti, tanti Platoni in uno. Quindi l'idea è di cominciare a rinutrire il nostro bambino interiore,
Rispetto alla tua domanda, tutto questo poi da come è nato, perché fa ridere, chiaro, io ho studiato filosofia, era il mio grande sogno, e quindi ogni cosa che io la faccio con filosofia. Come tu sai, io insegno anche ad Artademia, oltre che in università, e lì faccio tanti laboratori diversi e nessuno di filosofia, apparentemente. Ma i ragazzi, senza sapere, a un certo punto capiscono, ma tu alla fine fai filosofia, ma nel senso che io faccio tante domande, faccio scaturire dubbi, questioni, problemi, perché uno dei problemi e dei temi fondamentali poi per noi adulti, i bambini lo fanno e questo è il motivo per cui ci mettono così anche in difficoltà e sono dei grandi maestri, e che più cresciamo, più tendiamo ad assettarci sui significati che ci vengono proposti, a non domandarci più, ad abituarci e quindi il filosofo cosa fa? Non si accontenta della prima risposta, non si accontenta della superficie, va in profondità, scava o apre. Ed è quello che cercheremo un po' di fare insieme. Se posso, aggiungo una piccola cosa a cui tengo tanto, perché prima vi dicevo un po' la filosofia, questo stupore, poi la domanda, poi l'immaginare, argomentare. Ecco, argomentare è una pratica e comunque un'attività anche del cervello che ha a che fare con una parte razionale che non inizia nei primi anni di vita e non deve. Questo è anche un grosso rischio di certi metodi di apprendimento che vogliono portare, no, assolutamente no. Bisogna rispettare anche le varie fasce d'età, ma cambia tantissimo se l'adulto a fianco è consapevole e capace, quindi riesce a modulare. Da qui anche un po' una nota, tu dicevi appunto io insegno estetica e quello per me, l'estetica non è tanto una disciplina filosofica, l'estetica non solo si occupa di filosofia dell'arte, filosofia della percezione, ma l'estetica quando è stata inventata, coniata nel Settecento, perché questo filosofo Baumgarten ha preso sul serio le nostre facoltà estetiche, ovvero percezione, immaginazione, intuito, sentimento, molto spesso messe a lato dalla scienza e quindi anche dalla filosofia a un certo punto della sua storia, non all'inizio, e soprattutto dalla scuola attuale, che ipertrofizziamo solo questa parte del cervello. No, l'estetica, come dice questo grande filosofo, tutto parte da una gnoseologia inferiore. Noi muoviamo dal nostro corpo, dalla percezione, dai nostri gusti. E non si può poi arrivare a quella che si chiama superiore, ma non come giudizio di valore, ma proprio come immaginiamo i piani di un edificio. Non possiamo costruire l'attico di una casa se prima non abbiamo le fondamenta. L'idea è anche questa, il mio modo di fare filosofia non è solo strettamente razionale, ma si avvale, si alimenta, nutre e apre tutte le nostre facoltà che ci rendono umani. Quindi anche questo è un carattere di questo minuto percorso. Non è, come spesso visto, poi cercare di ripiegare la filosofia all'altezza dei bambini. Non è questo, semmai è il contrario. E noi arrivare alle loro altezze, alle loro profondità, recuperando la nostra interezza. Questo. Bene, e io guarda, ci sono molte parole chiave nella tua presentazione che praticamente sono pura nuova pedagogia, dove noi non istruiamo i bambini, ma cerchiamo di di dare un senso alla parola educazione che appunto viene da educere. Cioè noi ascoltiamo i bambini, impariamo dai bambini. Certo, abbiamo anche un ruolo che è quello di dare degli strumenti, ma soltanto perché siamo nati un giorno prima, perché in realtà molte volte noi impariamo da loro. Ecco, quindi avere anche questo atteggiamento di ascolto
È molto importante ed è una cosa che noi alleniamo con il progetto Scolagire, che tu conosci, che è il nostro percorso di decondizionamento per genitori ed educatori che vogliono uscire dal recinto dell'educazione tradizionale. Ma c'è un'altra cosa che secondo me va sottolineata, ed è che noi viviamo in un'epoca molto particolare e anche molto affascinante, dove però in alcuni paesi del mondo è stato tolto l'insegnamento di filosofia dalle scuole. Questo è un segno di un sistema che ha proliferato per molto tempo, per direi 2 ere zodiacali, ma adesso è in declino. E quindi cosa fa? Come tutti quelli che hanno paura, va sulla difensiva, toglie la filosofia perché pensa che i giovani che sviluppino un pensiero critico siano pericolosi. Ed è per questo che secondo me è molto importante che il calendario del 2024 inizi a gennaio, esattamente l'8 gennaio, con il tuo percorso. Per me è come mettere una nota di, come devo dire, di risveglio, di un'attività che poi per i nostri ascoltatori le nostre attività sono per lo più online, di un'attività che permette di dotarsi di uno strumento da dare subito, da condividere subito a educatori e genitori che vogliono crescere, educare i loro bambini in una maniera non canonica. Hai qualcosa da dire in merito a questa mia riflessione? Sì, tu sai Adele che io sono per natura portata a vedere sempre il lato di luce in ogni cosa. Allora, sono portata anche a leggere questa analisi che tu facevi, di cui potremmo parlare sicuramente. Le scuole stanno... Ho sempre pensato una volta, quando è nata anche la scuola, ma penso anche quando è nata l'università, quante facoltà esistevano? Molte poche. Quelle che userei l'aggettivo, mutuandolo da un'altra espressione, cardinali. Poi vai nella specificità. Ora cosa stiamo dando? Tante specificità e specializzazioni, perché il grande problema che io leggo, e qui cito Michel Audin, che in realtà è un medico, antropologo, ma per me è un grandissimo filosofo, a dimostrare che la filosofia non è un settore disciplinare, ma è un atteggiamento, è uno sguardo, è una predisposizione che va appunto curata e alimentata. Bene, questo fatto che manchi ora la visione d'insieme, la capacità di guardare dall'alto, di fare connessioni, mettere in relazione, a mio parere nasce anche dal fatto, e questo lo vediamo in ogni processo, perché tutto è in movimento, il rischio di ogni cosa è quello che venga in qualche modo ipostatizzata, fermata, bloccata, e lei muore. È possibile anche che molti nostri insegnamenti, antichi e meravigliosi insegnamenti, nel corso che tu dicevi dei secoli, dei millenni, hanno perso anche proprio il loro smalto, la loro vis, la loro forza. E allora io leggo in quello che sta succedendo come una grande anche risorsa e spinta, che non vuol dire inventare chissà che cosa di nuovo, ma riscoprire quella forza da cui è nata, da quella volontà, quel desiderio, e quindi anche quella capacità, appunto, poi di praticare filosofia anche fuori dai contesti tradizionali e contagiare di questo spirito critico, qui torna Kant, proprio critico, tutto. E quindi finisce che facciamo filosofia come fa Michel Audin, parlando della nascita, il punto fondamentale della nostra esistenza. Siamo accomunati dalla nascita e dalla morte tutti, e sono i due grandi tabù occidentali e non solo, ovvero per la morte sicuramente un grande tabù occidentale, ma la nascita
trasversalmente da 10.000 anni che l'abbiamo saccheggiata. Questo ci porta a dire: proviamo davvero a recuperare noi dall'interno, e questi percorsi che voi offrite sono una delle occasioni. Riappropriamoci di quel desiderio e degli strumenti per maturarlo, che significa poi anche andare, seguire il fiuto, il naso, andare a cercare maestri che possono essere contattati magari attraverso la pagina scritta che ci hanno lasciato, maestri in carne ed ossa, magari che troveremo sotto altre sembianze, non con il cartellino del filosofo, ma anche filosofi di nome e di fatto. Io vedo già nel nostro presente qualcosa che sta avvenendo, che è quello che tu ne parli a livello di filosofia, ma come artista filosofa, perché pure tu sei un artista, avrai riscontrato che in questo periodo il teatro sta subendo una piccola trasformazione, cioè ci sono molti più artisti che te lo dico perché io faccio teatro evolutivo, cioè mi occupo solo di determinati temi spirituali, c'è proprio una ricerca diversa che sta avvenendo fuori e che è non uno scoprire qualcosa di nuovo, ma è un ridare energia a qualcosa che è stato dimenticato o che è stato volutamente occultato. Quindi in realtà in tutti i campi, per esempio anche della scienza medica o appunto oltre all'educazione, ma cioè io vedo ovunque diciamo una chiusura di un ciclo per un certo campo e una nascita, ci vuole morte e nascita, di qualcosa di assolutamente nuovo. Ma parlando di nascite, per esempio adesso le donne che partoriscono in casa, il numero è cresciuto tantissimo, perché è la consapevolezza che sta cambiando e noi vogliamo, grazie anche al lavoro che facciamo con l'arte, con la libera università, dare il nutrimento giusto, il giusto input alle persone che non si accontentano dell'input che gli viene dato invece in maniera diciamo un po' asfittica dal mio punto di vista dal sistema. Bene Laura, io penso che sia stato un bel momento. Hai qualcos'altro da dirci prima di chiudere? Ti senti di darci un messaggio, qualcosa di bello, anche di augurale, insomma, di augurio per il 2024 che sta arrivando? L'augurio è di giocare, tornare a giocare con tutta la serietà dei bambini, con tutto l'impegno. Per quanto riguarda il corso, io cercherò, ovviamente siamo online, quindi abbiamo da una parte questo medium che è una grande risorsa, ma è anche ovviamente un limite, una distanza, di provare a metterci in gioco. Non sarà di certo da parte mia un monologo, ma sarà un invito al gioco e all'esplorazione. Allora, buon gioco a tutti. Ma giocare noi adulti, noi già lo stiamo facendo, io, Laura e altre persone, ne stiamo già giocando perché noi viviamo la vita molto come un gioco, non la prendiamo così sul serio, anche se siamo seri nel nostro gioco, proprio la metafora del gioco dei bambini. Bene, allora grazie Laura, grazie mille. Grazie a te. E grazie a voi che ci seguite e ci vediamo alla prossima chiacchierata. Arrivederci! Ciao!